Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Rieccoci a Brescia in tavola con la brava e bella Federica. Dov'è? Ah, sei qua. Ben trovata Federica. Ciao! Oh, che cosa prepariamo Oggi prepareremo i rustini. Buonissima ricetta bresciana. Bresciana, come tutte le nostre ricette d'altronde. Esattamente. Antiche ricette bresciane. Basta. Sì. Allora, abbiamo con la nostra bella ricettina. Sì. Ciappiamo una bella padellina abbastanza capiente, ok? Abbiamo a sbrisulare il nostro salam o salamina, che è la sbrisulom, tutto bei ciapili. La lasciamo in banda, assaggiando un pezzetto. abbiamo e ciappiamo la nostra bella cigolina, la tagliamo su bella fina, la mettiamo in della pignata e la fumo sfrisera piano piano, senza farlo brisare. Al massimo mettiamo un brisini di acqua per mio farlo proprio brisare. Una volta che le belle cotte di son, ciappiamo il nostro, che si deve fare? Che si deve fare dalle talamore? E se mio cosa è la talamora? Ma che bontà! Ma che bontà! Signor Giorgio, ci aiuti per favore. La talamoro. Che cos'è la talamoro? La ragnatela. Lei è sicuro che la talamoro è la ragnatela? Amore, dovrebbe essere la ragnatela in dialetto bresciano. Sono bergamasco di origine. Aia, bergamasco. Vivo a Brescia. Quindi dai, si è purificato. Diciamo di sì. A Bergamo non direi la stessa cosa. Senta, signor Paolo, anche a Bergamo si dice la talamoro? Sì, sarebbe la ragnatela, sbaglio? Sono più cattivi i ragnetti bergamaschi o quelli bresciani? Ma diciamo che i ragnetti sono dappertutto cattivelli. Ragnatela. Tu ne vedi di ragnatele in giro? Abbastanza, visto che pulisco i pavimenti, ne vedo qualcuna. Perché stanno pure sui pavimenti le ragnatele? Dappertutto stanno, sotto gli armadi, in cima ai soffitti, dappertutto. Ovunque. Sì, ho capito, allora la talamora è la ragnatela, la ragnatela. Stasera è l'unica mia sail. Non manchi, andiamo avanti, va. Allora, se Andrea di che una volta che le coto la cigolina, metto dentro il nostro bel salame o salamina che sia, che gonfa tutto bello ciappi lì, e la fonda in brisini. Dove? Nella pignata, dove? Una volta che le drea, ciappiamo il nostro bella formaggella che viene gli ingredienti, la metto dentro e le facciamo sciogliere piano. Quando la sempre formaggella, con la mano così, vero? Perché altrimenti quando non si la scioglie. formaggella è sciolta, la metto dentro il nostro chef e la fonda, quando l'uovo è cotto, la nostra ricetta dei rustini è pronta. Ah, sono buoni, si mangiano in compagnia i rustini. Li preparerai anche tu, cara bella Federica? Ma certo! E quindi mi inviterai a pranzo, a cena? No. Va bene, grazie anche per averci seguito in questa occasione. Tutte le ricette le trovate su www.bresciaintavola.com. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao Federica. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in Tavola sul sito internet bresciaintavola.com.